Boas tardes a todos, son Anaí e teño 36 anos. Bon pomeriggio a tutti, son Anaí e ho 36 anos. Son anche stata premiata l'anno passato. Purtroppo è tanto complicato venire a Milano a dicembre e anche quest'anno sono qui a Vigo, purtroppo. Vorrei mandare un messaggio in sì lungo come l'anno passato, perché l'anno passato ho fatto un talk di ringraziamento e adesso il fa un ciccinin più piscinin e vorrei ringraziare l'organizzazione, a tutta la gente che mi ha aiutato a imparare, agli amici, alle associazioni culturali, alla gente della politica, della musica e tanta gente che è stata importante per me, per imparare. Domani vorrei ringraziare, che ho ringraziato l'anno passato, il mio professore di italiano, perché se imparavi non l'italiano, imparavi non il milanese. Se imparavi non l'italiano, venivi no a Milano, e se venivi no, mi innamoravi minga di Milano e avariano imparare probabilmente, avariano cominciare a studiare milanese. E vorrei ringraziare anche un scrittore che è stato importante per me, che le scrivevano in milanese, però era una fonte di ispirazione per la maniera di scrivere, per la maniera di parlare, e l'ho conosciuto e per me è stata tanto importante, che è l'escrittore Andrea Pinkett. E le sta proprio una persona tanto importante per me a livello culturale, anche un ciccinin a livello personale, e soprattutto perché ho imparato un tocco di roba di lui e allora è stato tanto importante per me e purtroppo che non più. E adesso mi dissi domani anche di continuare a lottare per la conservazione delle lingue, perché in parte la cultura, in parte di una persona stessa, in parte dell'identità. Mi sono d'accordo con certe politiche, certe persone che dicono che adesso si gavaria di imparare l'arabo, per esempio, o un qualcosa del genere. No. È più importante imparare quel che le di stessa persona, minga quel de fuori va bene, però se ti impari no quel che c'è ti è veramente una tristezza, perché poi perdete una parte di te. Allora, la poesia è dedicata ai gatti che in giro abbandonati. Mio tu gatto che in tanto fortuna veramente in tu rompival, però in tanto animal che gamminga in tanta fortuna, e la poesia è in su questo le una poesia in sui gatti abbandonati. Gatti in giro. Piscinin come una man, te vegnet piscin, pian pian. Timid, tranquillo e silenzioso, ots grand e speranzoso. In dove è la tua mamma? Forse se l'era desmentegà. Forse te ga trova più. Intanto ti busava disperà. Sogna, fiulet, sogna, che adesso te puoi sta tranquillo. Chi che spazi e se te ver ben. Sé che te puoi sta seguro. Fei
fei frufrugnà e impasti il me corpo. Capissi che la fiducia l'è stata conquistata. Sono contenta. Veri più niente de lì de fuori. Gatti in giro, gat de stra. Dorme pensas no, mi son conti. Che nessun che te ver far del male. La paura l'è arrivata al suo finale. Grazie a tutti.